il tedesco e comune di Tarzo. Siamo a Tarzo, un comune della Pedemontana Trevigiana. Questo alle nostre spalle è quello che resta di un bosco centenario, forse millenario, era sempre stato bosco. Nel giro di poche settimane è stato trasformato in questo massacro di ambiente e di biodiversità che possiamo vedere alle nostre spalle. Solo per poter mettere dei vigneti di prosecco, una attività agricola molto impattante perché comporta l'utilizzo di importanti e ingenti quantità di pesticidi. Questo era un bosco ed è stato trasformato in quello che vediamo adesso. In veste di eurodeputato ho chiesto per la trasparenza degli atti pubblici a tutti gli enti interessati di vedere i documenti, perché io con gli amici del comitato vogliamo andare a fondo, perché non capiamo come sia possibile oggi, nel 2013, che le autorità che dovrebbero tutelare le nostre colline e le nostre montagne diano l'ok a scempi immani e devastanti come quello che abbiamo appena visto. Ecco, dopo questa devastazione che abbiamo visto di questo vigneto che ha praticamente desertificato le colline, poi si sommerà a tutto questo il problema della desertificazione per mancanza di biomasse, perché c'è il caos climatico che priverà dell'acqua anche l'innaffiamento di queste viti, eccetera. Quindi siamo veramente in una situazione esasperata e mi chiedo sempre come gli istituzionali che ci governano possano permettere queste devastazioni.